Pubblicati i dati sulla fruizione di musei e aree archeologiche, boom della Valle dei Templi e al Teatro Antico di Taormina. Tutti i siti dell'isola incassano 23 milioni di euro, mentre il numero dei visitatori registrato è di 4 milioni. Crescono incassi e visitatori dunque, i numeri sono positivi, ma la Sicilia continua ad arrancare rispetto al resto d'Italia. Nonostante abbia da solo la percentuale maggiore tra tutti i beni monumentali archeologici del paese, complessivamente gli incassi sono minori rispetto al sito di Pompei e la Sicilia si piazza quarta nella classifica dei visitatori, dietro Campania, Toscania e Lazio. I dati della fruizione dei siti e musei regionali relativi nel 2016 segnano un numero significativo, l'11,68% in più dei visitatori e il 13,52% in più di incassi. I dati delineano un quadro molto positivo che conferma la forza attrattiva della Sicilia, si legge in una nota dell'assessorato beni culturali, del suo straordinario patrimonio culturale e naturalistico e della stretta relazione esistente in questa regione tra turismo e cultura. Un dato significativo è quello del Parco archeologico di Agrigento, che rispetto al 2015 ha registrato un incremento di quasi il 18% dei visitatori e un aumento degli incassi del 15%. Per l'assessore regionale ai beni culturali Carlo Vermiglio, ciò conferma la bontà del modello organizzativo e di governance del parco, che reinvestendo le risorse derivanti dai proventi dei biglietti nella ricerca e nella valorizzazione del sito ha creato una rete capace di promuovere il territorio ed intercettare l'interesse di partner pubblici e privati di grande rilievo. E questo infatti il senso della norma che questa amministrazione ha fortemente voluto e che destina fino al 30% degli introiti ad interventi per la valorizzazione e la migliore fruizione dei siti stessi, continua l'assessore. In tal senso intendiamo estendere il modello organizzativo del Parco di Agrigento agli altri due parchi, Selinunte e Taormina.